Buongiorno amici carissimi, bentrovati, ben sintonizzati su International Radio in compagnia di Elisa Boscolo e del programma Vox Populi. Qui in studio con me il nostro opinionista, il dottor Lorenzo Zanellato. Ciao Lorenzo, ciao, buongiorno, esperto buongiorno a tutti. Di diritto. Oggi siamo qui con un altro grande ospite, il dottor Paolo Giuseppe Celin. Buongiorno carissimo. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori e grazie a International Radio che mi permette di essere qui e di dire alcune parole importanti sulla campagna elettorale di Rovigo. Soprattutto anche parleremo dei problemi legati al territorio, proprio alla città di Rovigo, che non sono pochi, come dappertutto ovviamente, perché ormai si vive solo di problemi, giusto? E noi portiamo proprio la voce del popolo. Non so se ha già avuto modo di seguire il nostro programma, ma noi portiamo proprio all'attenzione di tutti un po' le lamentele che raccogliamo durante la settimana dei cittadini, che possono essere di Adria, di Rovigo, di Cavarzere, insomma un po' tutto il territorio veneto, e invitiamo determinate persone come lei in questo caso, dottor Celin, che possono darci una risposta o anche raccontarci un po' quelle che sono le realtà attuali. Io vorrei raccontarvi un po' quali sono i problemi di Rovigo e i problemi di una città capoluogo che non è tale in questo momento, lo è di fatto sulla carta, ma in realtà non lo è. Esatto. Allora, possiamo ricordare intanto che lei è candidato giusto per la lista civica indipendente Cambia Rovigo con sindaco Conchi, giusto? Esattamente, io sono della lista di Ezio Conchi, avvocato di Rovigo, lista sindaco Conchi Cambia Rovigo, appunto per cambiare l'andazzo che ha in questo momento e da un po' di tempo Rovigo. Raccontiamo un po', Lorenzo, andiamo a parlare un po' di Rovigo? Sì, io direi di iniziare subito da quello che si evince sempre leggendo in qualsiasi giornale quotidiano, anche la voce di Rovigo, ad esempio la casa di riposo, l'IRAS. Ecco, esatto. Sull'IRAS possiamo aprire un fascicolo importante e forse non basterebbe parlarne fino a stasera. Dobbiamo parlare dell'IRAS come RSA, ma dobbiamo parlare anche del problema Casa Serena. Ecco, noi abbiamo le idee molto chiare su questa cosa. Riguarda un po' anche tutte le IPAB che ci sono pubbliche in questo momento. Le IPAB pubbliche, a mio avviso, dovrebbero confluire nell'ambito della sanità, nell'ambito delle ASL. Perché? Perché in questo momento non abbiamo più gli ospiti che c'erano 30 anni fa, cioè autosufficienti, magari vite sole, che andavano in casa di riposo perché non avevano altre possibilità oppure perché avevano servizi migliori dati appunto da queste residenze sanitarie assistite. Capisco. Oggi dobbiamo invece pensare al fatto che ci sono dei lungodegenti, della gente ammalata, della gente che ha bisogno di contatti col geriatrico. È vero. E quindi a mio modo di vedere e anche della lista, sarebbe importante, ma questo non lo potremo decidere noi come lista civica comunale, lo decideranno ben su altri tavoli, il fatto che le IPAB possano confluire effettivamente nell'ambito della sanità pubblica, nelle ASL, così a sciogliere delle diatribe che ormai si creano tutti i giorni. Ad esempio la carenza storica delle infermiere, del personale sanitario nelle IPAB è ancora più grande. Perché? Perché gli stipendi delle IPAB sono molto più bassi rispetto a quelli del Servizio Sanitario Nazionale. È una cosa che di cui non ero al corrente. Ecco. Dopo, se vogliamo parlare della situazione di Casa Serena, ne possiamo parlare. Casa Serena è uno stabile dove il comune è stato chiamato, dopo aver perso una sentenza, a pagare fior di milioni di euro, e in questo momento è uno stabile chiuso che verrà monitorato con tanto di telecamere, ma io penso che invece di spendere i soldi in telecamere sarebbe più opportuno utilizzare un fabbricato del genere. C'erano già delle proposte, perché ricordo ai tempi di Fasiol come delegato della Regione Veneto, come curatore, si era pensato di fare dei mini appartamenti nella parte est dell'immobile e di utilizzare l'altra parte come residenza sanitaria assistita.
Certo è che con le situazioni di liste d'attesa che ci sono in questo momento qua, perché non hanno, visti i costi, la possibilità di entrare tutti, sarebbe un'opportunità avere uno stabile di questo tipo, che potrebbe essere utilizzato anche per altre cose. Ad esempio nei paesi del nord Europa si cerca di mettere assieme i bambini, gli asili nido, le scuole materne con i nonni, con gli anziani. Questo è quando vero, sono ho sentito questo. Questo è una realtà. Sono all'estero, delle realtà che in Svezia e Danimarca sono a fiore all'occhiello del servizio sanitario di quei paesi. E questo potrebbe essere un'opportunità. Non credo che sia utile pensare a una demolizione come il candidato sindaco uscente ha pensato. Sarebbe un pugno nell'occhio per tutti i cittadini di Rovigo. È proprio un bello stabile, oltretutto, è Casa Serena. È un bello stabile. È un bellissimo stabile. Che potrebbe essere Ho avuto modo di visitarlo ancora prima della pandemia, diciamo, e sono andata ad una serata, ho partecipato ad una serata danzante in rotonda di persone anziane, e ho avuto modo di visitare lo stabile. È uno stabile molto bello, è veramente un peccato non sfruttarlo. Necessita di tanta manutenzione, ma i fondi c'erano, perché il PNRR aveva stanziato 2,5 milioni che la giunta Gaffeo ha perso per risanare Casa Serena. Questo è un po' un problema. Allora, capisco. È per questo che tanta gente come me ha deciso di scendere in lizza, scendere in campo, perché ritengo che amministrare un comune sia come amministrare un condominio. Se qualcuno vede che c'è qualcosa da fare, deve farlo fare, non pensare ad altre cose. Noi abbiamo perso 20 anni fra patto di stabilità, Covid, eccetera, e le manutenzioni di tutti gli stabili, di tutte le strade, di quant'altro non sono state fatte, o sono state fatte molto marginalmente. Ho capito. Vogliamo magari anche dire, scusi se la interrompo, però è giusto dire ai nostri telespettatori, perché ci vedranno un po' ovunque, perché poi saremo anche sui social e quindi vedranno un po' tutta Italia, anche all'estero, magari ho tanti amici italiani all'estero che seguono il nostro programma, e ci vuol parlare un po' di lei, soprattutto mi allaccio al fatto dell'amministrare, ok? È una cosa ottima, non per niente il dottor Celin parla di amministrare, perché è una persona che sa come si amministra, perché l'ha fatto per tanti anni. Esatto. Purtroppo ce l'ho nel DNA ormai da 42 e passa anni, perché ho lavorato per diversi istituti di credito anche con ruoli importanti di direzione, di coordinamento e quant'altro, sia nel comparto imprese che nel comparto privati, in giro un po' per tutta Italia, e quindi ho visto e ho avuto modo di vedere altre realtà rispetto a Rovigo. Ho avuto modo di vedere altre cose, ma anche non solo in Italia, anche all'estero. Per esempio, un problema di Rovigo, Piazzetta Nonaria che si lega al problema del commercio di Rovigo, che è un problema grandioso, che non va a cozzare contro la fattoria, perché si dice tutti i problemi del centro sono capitati dal punto di vista commerciale, perché è sorta la fattoria. Si dà sempre colpa ai centri commerciali, è un po' una moda, giusto Zannellato? Sì, anche ad Adria. Anche ad Adria, sì, un po' dappertutto. Penso sia un luogo comune ormai, si dà sempre, il capro espiatorio è sempre il centro commerciale, anche se è ben distante dal centro storico della città. Allora, il primo centro commerciale, a mio modo di vedere, è il centro della città. I portici, i negozi e quant'altro. Mi fa veramente pena vedere, io che conoscevo Rovigo 40 anni fa, vederla oggi con tutti i negozi chiusi, con attività commerciali chiuse. Passavo prima per Cavarzere e vedevo che ci sono più ristoranti in centro a Cavarzere che non a Rovigo. Questo mi ha fatto piangere il cuore, perché noi abbiamo bisogno che Rovigo sia una città di traino, che ci siano manifestazioni. Non serve solo portare l'università a Rovigo, che è una cosa molto importante, ma è anche importante che i giovani abbiano la possibilità, soprattutto i giovani, di vivere la città. Come no? Perché se rimangono solo 2 bar o 3 bar dove devono andare a far colazione o a passare la serata,
non è una città viva, è una città morta per anziani. No, allora, esatto. Ma è un po' dappertutto così, e non è solo il problema di Rovigo, anche da noi, se la sera si decide di fare una passeggiata e di andare a bere un caffè, non si trova neanche un bar aperto. Ce ne sono dei bar ad Adria. Perdoni l'interruzione. No, tornando al discorso che le facevo prima, ma è legato a quello. Se noi parliamo ad esempio dei Piazzetta Nonaria, vediamo tutti questi box abbandonati a se stessi, ormai fermi da anni, e qualche negozio ancora dentro. Io mi ricordo di aver visto a Madrid una piazzetta simile a Piazzetta Nonaria, dove dentro cosa c'erano? C'erano dei negozi durante il giorno, ma alla sera questi negozi facevano la movida, facevano da mangiare per i giovani, sfruttavano l'invenduto per darlo ai ragazzi che venivano lì, studenti universitari e quant'altro. È chiaro, non sono stupido a pensare che Madrid ha milioni di abitanti e Rovigo ne ha 50.000. Madrid ha delle università importanti e noi non le abbiamo. Però nel nostro piccolo potremmo fare in modo che Piazzetta Nonaria riviva. Invece così è un posto morto, abbandonato anche dalla macchina amministrativa del comune. Perché sono stato di recente e sinceramente la mancanza di pulizia, il fatto che piove dentro, è chiaro che un commerciante che deve pagare un affitto se ne va di corsa in altri luoghi e per altri lidi. Purtroppo è così. Occorre che il comune faccia tesoro di questo e faccia in modo di attrarre attività commerciali in centro, nei negozi sfitti, con delle idee. Io parto dal presupposto che prima dei soldi occorrono le idee. Quando si hanno le idee si possono trovare i fondi e i finanziamenti. Giusto. Perché si fanno dei business plan, si può fare dei ragionamenti anche accollandosi come amministrazione dei costi che poi ritornano, perché il fatto di aprire delle attività commerciali porta poi un ritorno, magari risparmio sugli affitti, ma poi ho un ritorno dal punto di vista popolazione che viene, che gira. Non posso sentire solo che l'unica attrazione è il Roverella a Rovigo, con tutte le cose belle che abbiamo da vedere. È vero. Mal tenute, è bellissima Rovigo. Ecco, perché è un peccato. Purtroppo anche sulla gestione del verde pubblico, Rovigo è la città delle rose, dovrebbe essere la città delle rose, ogni aiuola dovrebbe essere ben potata, ben tenuta, ma d'altronde quando si decide come amministrazione comunale di dare tutto in appalto e di non avere nulla gestito in proprio, succede questo. Capisco. E perché dare tutto in appalto? Questa è una domanda extra. Come mai non avete, come comune, non c'è del personale addetto, visto che si danno tutto in appalto? La domanda dovremmo farla a chi è stato in amministrazione fino ad oggi e nelle amministrazioni varie che si sono succedute. Io dico che occorre una struttura di minuta manutenzione interna, non si può far capo tutto alla partecipata ASM che fa le gare d'appalto per lo sfalcio del verde pubblico e quant'altro. Occorre scardinare questo tipo di operazioni, avere chi ha la forza e la capacità di andare a coprire la buca, di sistemare il marciapiede, di fare quelle cose che tutt'oggi sono davanti agli occhi di tutti, perché siamo passati dalla civiltà che faceva i lavori alla civiltà dei cartelli. Sì, quando c'è la buca mettiamo il cartello. Mettiamo il cartello e così ci copriamo le spalle. Allora io sono l'amministratore, ho messo il cartello, quindi dal punto di vista assicurativo sono a posto. Capisco. Zanellato? Cosa ne pensi? Penso che veramente io vorrei fare una domanda. Prego. Secondo lei, dottor Celin, cosa è mancato nella precedente amministrazione Gaffeo? In particolare proprio l'amministrazione Gaffeo, si può dire che è stato inadeguato il suo ruolo e perché? Allora, io non faccio politica contro e non faccio politica per. Io parlo di amministrazione e posso dire dal punto amministrativo, se devo trovare degli appunti alle amministrazioni che si sono susseguite, non solo quella Gaffeo, le ultime 3, allora quella di Gaffeo, l'ultima, posso dire che non è stata in mezzo alla gente, perché se fosse stata in mezzo alla gente, ma non parlo solo del sindaco, parlo anche degli assessori, parlo di tutti quelli che dovevano essere in piazza a servizio dei cittadini, a servizio delle associazioni di categoria, a servizio delle associazioni industriali,
abbiamo perso un polo del freddo all'Interporto che poteva portare 100 dipendenti a lavorare a Rovigo. L'abbiamo perso. Abbiamo perso Amazon a favore della città del paese di San Bellino. Abbiamo perso, ma con questo non per far contro San Bellino, contro altre realtà, perché le abbiamo perse noi per inadeguatezza della macchina amministrativa. Innanzitutto, il primo passaggio che sarà da fare, una volta che se il popolo, se la gente ci voterà, se i nostri cittadini capiranno che effettivamente occorrono degli amministratori, non dei politici seduti in consiglio comunale, allora si capirà che questi signori non hanno fatto le cose che dovevano fare, non si sono seduti vicino alla gente, non hanno capito quali erano effettivamente i problemi della gente di Rovigo, dei cittadini. Capisco. Questione piscina, dottor Celin, cosa è successo? Allora, questione piscina è una questione che si protrae da tanti anni, prima con Lodo Baldetti e oggi siamo arrivati alla ciliegina sulla torta, alla chiusura. Il dottor Gaffeo, il professor Gaffeo aveva detto e ha detto su un messaggio in Facebook che i fondi c'erano, che li hanno trovati, che faranno i lavori, eccetera. Io mi chiedo, da modesto amministratore, non sicuramente al pari del professor Gaffeo, mi chiedo come mai non hanno fatto i lavori nella parte esterna, visto che c'erano i soldi d'inverno quando si potevano fare, e adesso col caldo non li potevano fare all'interno. Questa è mancanza dell'amministrazione sua politica o è mancanza dell'amministrazione da parte dei tecnici dirigenti comunali? Io credo che una corretta programmazione fatta step by step, passo dopo passo, per quel che riguarda marciapiedi, strade, verde pubblico, piscina, quant'altro, lavori in genere, debba essere fatta, e debba essere fatto anche una cosa molto importante, far sì che i dirigenti, che spesso sono seduti nei loro uffici estate inverno al caldo in Palazzo Nodari o negli altri palazzi comunali, si sporchino le scarpe, devono andare sui cantieri, devono andare a vedere che i lavori sono mal fatti. Gaffeo, la giunta uscente, ha fatto da sua bandiera dei lavori nella piazzetta ex Chapel a Rovigo, dove hanno fatto una pergola in legno, seppur con l'indicazione universitaria dell'architettura e di Renzo Piano, però io sono andato a vedere i lavori, hanno omesso di finire parte delle murature laterali. Quindi perché non l'hanno fatto? Perché chi era dirigente o direttore dei lavori in consiglio comunale non si è sporcato le scarpe, è andato in cantiere e ha visto che il lavoro non era finito? Cosa pensa che sia successo? Sia proprio questo il problema? Onestamente non glielo so dire, glielo saprò dire dal 10 di giugno, momento in cui forse saremo in consiglio comunale, dipende dai cittadini se credono più ai nostri programmi o ai programmi della giunta uscente o di quelli che si candidano al pari nostro per occupare gli scranni in Palazzo Nodari. Certo. Quali sono i vostri programmi? Così. Magari il punto più importante secondo lei del vostro programma, o i punti più importanti, il cavallo di battaglia, magari, no? Il cavallo di battaglia. Il cavallo di battaglia. Non saprei dirle qual è il nostro cavallo di battaglia, perché purtroppo, vede, i programmi che vengono scritti sono buone intenzioni, è il libro delle buone intenzioni, no? Giusto. Che talvolta diventa il libro dei sogni, o anche giustamente il libro dei sogni. Succede. Uno crede di poter fare, poi all'atto pratico, come quelli che si sono trovati ad amministrare quando c'era il patto di stabilità, che avevano i programmi già fatti, le gare d'appalto già fatte, e poi non c'erano i fondi. Allora bisogna fare in modo, ad esempio, io avevo un'idea, non è possibile, prendo un argomento particolare, che i parcheggi, i parchimetri rendano così poco, rendono 0,36 al giorno ogni parchimetro, e ce ne sono tanti a Rovigo, quindi rendono assolutamente poco. Se quel poco che rendono fosse portato un po' di più, e se il cittadino sapesse che quei soldi lì, magari mettendoci una scritta, un qualche cosa,
la possibilità di avere la contazione e la verifica fossero destinate solo a sistemare i marciapiedi, a sistemare le buche. Questa non potrebbe essere un'idea praticabile? È un'idea fantastica, come no? Certo che sì, sarebbe una bellissima idea questa, perché no? Invece purtroppo i comuni hanno fatto cassa. Fleximan è ormai un vessillo. Un vessillo. Sì. Cioè, invece facevano cassa per altre cose. Se anche i multavelox fossero destinati a sistemare le strade, probabilmente sarebbe vista diversa la multa presa col multavelox. Almeno uno dice vabbè, ho preso la multa, però almeno c'è un fine positivo. Questo. C'è un fine positivo a questo. Invece purtroppo non è così. Spesso vengono distolti i soldi da una parte all'altra, perché magari per il sociale o per altre cose. Non è che non siano problemi importanti, il sociale è un problema importantissimo. Ci sono tanti problemi da risolvere, penso sia difficile per qualsiasi amministrazione, per quanto bene si faccia, voglio dire, riuscire a tappare tutto. Vorrei fare un'altra domanda al dottor Zelin anche. Prego, dai. Sì, prego, allora, la politica dell'abitazione per i disagiati, per i poveri a Rovigo, come siamo messi? Siamo messi male, perché abbiamo diversi appartamenti che sono da sistemare, che non sono a posto, abbiamo case popolari da sistemare, abbiamo il patrimonio immobiliare del comune da sistemare. Però in compenso cosa abbiamo? Abbiamo 4 condomini in via Oroboni, che sono gli ex condomini dei militari della caserma Silvestri, altro problema in centro storico chiuso, che ha visto la diatriba per il tribunale, per spostare il tribunale e quant'altro, che sono lì, questi condomini, 17 appartamenti e non occupabili da domani mattina. Però per le pastette che ci sono fra un ministero e l'altro, perché l'assessore non scrive, perché il ministro non risponde, perché la segreteria del ministro non risponde, rimangono lì. Come rimane lì Caserma Silvestri? Come rimane lì il palazzo della Banca d'Italia? Come rimangono lì tante altre cose che non riguardano propriamente il comune di Rovigo? Perché per esempio il vuoto che c'è in centro, tipo il palazzo del genio civile, è regionale, è della regione. So che erano venuti a fare un sopralluogo, mi sembra Corazzari fosse venuto a fare un sopralluogo, però non se n'è più fatto nulla. Quello lì è un palazzo in centro Rovigo, che non è un bel vedere quando turisti arrivano a Rovigo per andare a Roverella a vedere la mostra di Toulouse-Lautrec. Sì. È vero. Quindi è importante, certo, che tutto il contesto sia finalizzato a far vedere che Rovigo è una città viva, giovane. Dovrebbe, perché è una città bellissima. Dai, diciamolo, sì, certo, è certo, fantastica Rovigo. certo. Bisognerebbe valorizzarla. Sì. Assolutamente. Sì. Valorizzarla nel modo dovuto, con un impegno che deve superare, perché le dico la verità, io ci ho pensato molto prima di candidarmi. Ci ho pensato più di qualche notte prima di dire sì, Ezio, sono in fianco a te per combattere questa battaglia difficile, perché sarà difficile, perché credo che, io non so se saremo noi ad andare al ballottaggio, se non saremo noi, il 10 giugno avremo tutte le risposte possibili e immaginabili, però io credo che una lista civica di cittadini che hanno come unico obiettivo non il partito, non la segreteria di partito, non il posto in regione o il posto a Bruxelles, ha solo l'interesse per le strade da sistemare, per i marciapiedi da sistemare, perché i nostri anziani abbiano un futuro, perché i nostri ragazzi abbiano una piscina e si possano divertire d'estate. Questi sono gli argomenti della nostra lista. È l'obiettivo, gli obiettivi principali. Un'ultima cosa, posso chiederla? Sì. Allora, la questione parcheggi come la vede a Rovigo? Sembra quasi che manchino, comunque sia difficile trovare i parcheggi, invece per lei? Allora, il piano del traffico è tutto da rifare, perché il piano del traffico a Rovigo mostra delle situazioni critiche che non riguardano solo la città capoluogo, ma riguardano anche le frazioni. Le faccio un esempio: Sarzano, via di Mille, la strada che porta verso San Martino. Quella lì è una pista, non è una strada, perché quando entrano dalla rotatoria, fortunatamente che si è fatta dopo l'ospedale, per entrare, perché era un incrocio molto pericoloso. È vero. Adesso c'è la strada molto pericolosa, perché passano mezzi pesanti e perché il passante nord,
quello che finisce nella rotatoria che viene da Villa Dose, non è stato completato. Sto parlando di via, per Bacco adesso mi scappa il nome, vabbè, non importa, comunque è il passante nord che arriva all'altezza del supermercato Aliper. Ecco. Sì, ho presente. Sì. Doveva passare in fianco a Parco Langer, non se n'è più fatto nulla per vari motivi. Sarà utile riprenderlo in mano. Poi altri punti particolari: abbiamo il ponte sull'Adige, che è un imbuto molto pericoloso. Sì, abbiamo giusto. Altre situazioni. Anche quello, sì. Abbiamo altre situazioni molto difficili. Altro punto un po' cruciale lì si rischia dolente, una si nota rischia dolente. la pelle. Sì, perché chi conosce sa. Sì, chi conosce sa e fa e passa in maniera regolare. Chi viene da fuori ha grosse difficoltà. Sì. Come chi arriva al ponte del Marabì. Stessa roba. Perché lì la rotatoria, l'imbocco, la circonvallazione vengono velocemente da sinistra, eccetera, è un punto pericoloso. Un altro punto pericoloso, a mio modo di vedere, è in questo momento la via Merlin. Via Merlin è tutta buche, è tutta da rifare. Stanno facendo il ponte sulla strada regionale 88, però non è sufficiente. Non è sufficiente, capisco. Vabbè. D'altronde, anche con tutte le piogge che ci sono state, penso che la situazione sia notevolmente peggiorata, oltretutto. Ma non le ho risposto per i parcheggi. Per i parcheggi ci sarebbe anche la soluzione. La soluzione riguarda due cose: l'area di via Dante vicino all'ASM, che è area verde abbandonata, non so se sia di privati o di chi sia, dove ci sono poi le corriere, il deposito delle corriere della SITA, e soprattutto da riprendere in mano il problema dell'interscambio con la stazione degli autobus e la stazione ferroviaria nell'ex calo merci. Questo sarà un punto per cui noi ci batteremo, perché davanti alla chiesa della Commenda è opportuno che non ci siano più e che si riattivi la fontana, che si riattivino le cose belle che aveva Rovigo in passato. Ecco, molto bene. Zanellato, prima parlavamo un po' fuori, no? Che hai notato un aumento dei clochard a Rovigo. Sì, un aumento di clochard, non riesco a capire se sia solo un problema di Rovigo o sia generalizzato in tutte le piccole cittadine, che appunto, chiedendo la carità con insistenza, non vorrei che trasmettesse al pubblico, ai turisti, un'idea sbagliata del nostro capoluogo di provincia. Non tanto per rimuovere il problema come se i clochard fosse il problema è aiutare i clochard e semmai separarli dall'eventuale criminalità organizzata che li dovesse manovrare. Lei a tal proposito cosa pensa? Allora, io le dico questo in merito a questo problema. Il problema è un problema generalizzato, perché, per dirle, io fino a qualche anno fa facevo anche volontariato in Croce Rossa, e avevamo 240 nuclei familiari stranieri e 120 italiani che venivano a ritirarsi il pacco viveri una volta o due volte alla settimana, e quindi il problema è sentito. Siamo ancora a Rovigo in un'isola felice. A me è capitato di essere in altre realtà ed è veramente un problema grave il fatto di aver fatto entrare in Italia tanti stranieri, tanta gente senza fissa dimora, e una volta, ai tempi miei, gli anni 70, era reato essere senza fissa dimora. Oggi non è più un reato, per carità, non voglio che sia un reato, perché non tutti possono avere la possibilità di averne a casa o quant'altro. Esatto, non è una colpa. Però occorre che chi è preposto a fare assistenza faccia assistenza. Certo. Cioè dobbiamo ricorrere a far sì che, come ci sono i City Angel a Milano, ci sia anche a Rovigo un'associazione tale, o la Caritas o quant'altro, che si fa carico di queste persone qua, che se ne occupi per sostenerli. Certo, assolutamente, per sostenerli, perché non è una colpa essere poveri. E invece sembra quasi che manchino sempre i soldi, la coperta è corta.
No? La coperta è sempre corta, comunque sia, perché Sì. devono fare delle scelte. Purtroppo in questo È vero. la nostra Europa, perché per carità sì, ci occupiamo di amministrazione, ma quando si tratta di giudicare la politica la giudichiamo. Negli ultimi 20 anni l'Italia ha sempre perso. Ha perso perché con il patto di stabilità, ha perso perché Con col tante Covid cose. e il ristoro che ci è stato dato col PNRR, dico bene io, è un ristoro che va a far sì che l'Italia, paese costituente dell'Europa, non mette in campo idee di uscita dall'Europa. Per tenerla buona, teniamo buona la politica italiana che non esca Così. dall'Europa. Sì, esatto, la penso anche così. Anch'io. Su questo punto qua, sì. Le do ragione, assolutamente. Grazie. Sì. Grazie. Bene. Sì. Penso Adesso che- noi purtroppo mi sa che siamo Sì. addirittura d'arrivo. Allora, dottor Celin, le lascio il microfono proprio per chiudere, per invitare i nostri spettatori a votarvi. Grazie. Allora io faccio un appello a tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori di International Radio e dico: cari signori, mettetevi la mano sul cuore l'8 e il 9 giugno. Vedete di far amministrare bene e da persone capaci, soprattutto, che hanno dimostrato nella loro vita di essere bravi amministratori, bravi lavoratori, brava gente, non gente che vive di politica. Noi, nessuno della nostra lista vive di politica. Non che sia un difetto, però noi abbiamo dimostrato sul campo quello che sappiamo fare, quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Se ci credete, se credete in noi, l'8 e il 9 giugno votate Sindaco Conchi cambia Rovigo. E se poi vi va, scrivete in fianco Celin, giusto per ricordarsi anche Paolo, di me. Paolo. Paolo. Per evitare, no? Sì. Benissimo, allora io la ringrazio, dottor Celin, di essere stato qui con noi, la ringrazio di tutto e a nome di tutta International Radio le faccio i nostri migliori in bocca al lupo. Io la ringrazio molto, ringrazio tutti voi che mi avete dato questa opportunità. Grazie anche a nome di tutta la lista. Grazie E a del voi. Sindaco Conchi. Grazie E buon a lavoro. voi, buon lavoro. Grazie ragazzi. Ciao a tutti, Ciao a arrivederci alla tutti. prossima. Arrivederci.